ti sta divertendo un po' troppo, frate. Inizia Playa Bonita. C'è chi sceglie di godersi l'estate in spiaggia e poi c'è chi sceglie la barca per godersi il mare, il sole, e noi oggi siamo venuti, amici di Playa Bonita, ad Aci Trezza a parlare e a raccontare come si vive un'estate in barca. Allora c'è chi sceglie andare in spiaggia e c'è chi invece sceglie un'estate in barca. No, questa scelta è da 2 anni che l'abbiamo fatta, perché per avere una barca bisogna fare anche, sono tanti sacrifici, bisogna anche sfruttarla, poi avere il tempo. Io da 2 anni sono in pensione, quindi ho reputato opportuno fare questa scelta. L'ho fatta per il semplice motivo di trovare un po' d'acqua pulita. Poi c'è chi decide di prendere il sole sopra la barca. Aspetta! Ma lei è obbligata, è mia moglie! Ah, ecco, c'è chi decide di prendere il sole in barca. Bellissimo, così non ci si sporca, si sta puliti e ci si diverte tantissimo. Perché si ascolta la musica e si sta con gli amici. Tavola da sup. Alla grande, sì, un buon modo per stare vicino al mare, dentro al mare soprattutto se si cade, è un modo per stare insomma anche... Poco fa mi hai detto che è il primo giorno che vai sulla tavola. Sì, volevo vendermela meglio, però sì, il primo giorno e l'equilibrio insomma è precario. Però qua è un'esperienza meravigliosa, no? Anche perché stai proprio a pelo d'acqua. Sì, esatto, è un tutt'uno con l'acqua e poi stare vicino ai faraglioni insomma è un bel fatto, mi riporta dalle mie parti zona Capri, che io sono di Napoli. È anche un mare diverso rispetto a quello della spiaggia. Diverso e soprattutto togliersi dalla confusione, non mi piace tanto, quindi vado quando voglio, carico gli amici, andiamo in giro e così ci facciamo il bagno nel mare pulito. E poi finisce anche che bisogna dare soccorso a chi non riesce più a tornare in canoa. Tra l'altro il mare vuol dire solidarietà e quindi in questo caso questi ragazzi che non riescono a rientrare li rimorchiamo noi. E poi soprattutto quando si ha un marinaio del genere, voglio dire. Infatti, con lui si va ovunque. La signora è d'accordo. Sono d'accordissimo, poi un marinaio come lui, ma dove lo No, trovi? io sono il comandante. Lui è il comandante. Attenzione, Bello, alto, occhi azzurri. Niente, Perfetto per una giornata a mare. assolutissimamente sì. Quindi, però adottato catanese. Adottato catanese, sì, ormai sono di qua, mi sento abbastanza catanese. Quindi diciamo sport estivi a pelo d'acqua per sempre, adottati. Per sempre, sup, canoa, qualunque cosa, insomma, buttatevi in acqua, soprattutto perché fa caldo. Fa molto caldo. E il sole in testa fa male. Allora in coppia mi fate un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao agli amici. Playa Bonita. Direttamente dalla barca di Aci Trezza. Giustamente, ragazzi, un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Senta, lei me lo fa un saluto agli amici di Playa Bonita? Un saluto agli amici di Playa Bonita che seguo da tantissimi anni. Senti, un saluto agli amici di Playa Bonita. Un salutone ragazzi, godetevi il mare. In occasione del 20° anniversario del 100° vi sfidiamo con un gioco. Se indovinerete cosa c'è dentro la shopper, ve la regaleremo. Andiamo! In occasione del 20° anniversario del 100° ti metto alla prova con un gioco. Se indovini cosa c'è all'interno di questa busta è tua, ok? Va bene. Puoi anche toccare da dentro ma non puoi guardare. Allora, vediamo. In occasione del 20° anniversario del 100°, se indovini cosa c'è all'interno di questa busta, ti regaliamo la busta stessa. Va bene? Puoi solo toccare, non puoi guardare. Toccando è un succofrutto. Sai, qualche caramella, qualche cosa? Lontano. Le briochine sembrano. Secondo te che tipo sono? È un pacchetto di briochine, possono essere quelle con il cioccolato al cacao, queste qua sono. Il tipo di brioche? La brioche quella Blu. soffice, no, quella la gialla.
In occasione del 20° anniversario del 100° ti faccio un gioco. Se indovini cosa c'è dentro questa busta, la vinci. Ci sono secondo me dei bicchieri di plastica. E devi toccare, come fai a saperlo se no? Lo bevi, dai. Sì, cioè, penso che è un succo di frutta. Tocca da dentro. Da dentro? Da qua. Quella gialla che... È vero, è vero. Soffia, mi ricordo Se questa ti dicessi che sono le blu, sono questa, vero? blu. E le gallette di riso. Come fai a saperlo? Perché si toccano, sono gallette di riso. Usciamole, vediamo se sono queste. E infatti, no, non mi sono sbagliata. Aspetta. Ah, è una bevanda, cioè, non lo so che tipo di bevanda è, ma Colazione, colazione. Colazione, ok. Cosa ti viene in mente? Colazione. Tipo come si chiama, succo di aranciata? A volte che bevi. Va bene. No. Caffè. No, bianco. Latte. Oh, dai, ci siamo arrivati. Usciamole, vediamo se è questo. I plum cake. Apriamole. Vediamo se sono queste. Vediamo. Sono queste qua. Busta per il ragazzo che si chiama Dario. Mentre salutiamo gli amici di Playa Bonita e ringraziamo il 100° se ti va. Ciao Playa Bonita e ringraziamo il 100° per la busta, grazie mille. Questa busta è tua. Ringraziamo il 100° e Grazie il 100°. salutiamo anche Playa Bonita. Come? Playa Bonita. Vai a Bonita. Vuoi mandare un messaggio a qualcuno? E mandiamo un messaggio a qualcuno, a me fa piacere. A chi lo mandiamo? Le persone che ci guardano. Ciao a tutti ragazzi, siamo qua in Viettinea. Grazie. Ringraziamo il 100° e Playa Bonita. Ok, vi ringraziamo il 100° e Playa Bonita. Grazie. Grazie, Ciao. siete grande. Ciao, grazie. Quando parliamo di coppie, di relazioni, abbiamo due categorie di persone. Quelle che preferiscono le emozioni forti, la piccantezza e chi invece va sulla stabilità e la tranquillità. Andiamo a scoprire quale delle due è la più gettonata. Meglio stabilità o passione in una coppia? Una via di mezzo, la troppa stabilità è noia, la troppa passione Sfocia! sfocia poi nell'instabilità mentale. Anche. Meglio un amore travolgente o un amore affidabile? Uno di quei amori che ti fa stare sereno. Oppure un amore di quelli che magari sai, litigate, gelosie, quei fastidi che comunque quella piccantezza, sai com'è, che dà anche quel... No. Ho avuto tutti gli amori, tutti i litigherelli e no, meglio serenità. E cosa secondo te ha bisogno una relazione per essere stabile? Di cosa ha bisogno? Di cosa necessita La una... fiducia che è imprescindibile e non è scontata. Assolutamente. Ti è mai capitato di perdere la fiducia nei confronti di qualcuno? Certo, sicuramente. Purtroppo non tutti siamo stati vittime e anche artefici. Nessuno scagli la prima pietra che è senza peccato. Credi che passione e stabilità possano convivere tra di loro in una coppia? Credo che in realtà debbano convivere, che in realtà però la cosa fondamentale in una relazione sia la serenità, che si raggiunge con la stabilità, che ci voglia anche la passione, che poi magari non sia sempre al 100%, ma la stabilità più che altro la serenità sia un punto fondamentale. Per continuare a sentire dopo tanti anni le farfalle nello stomaco, di cosa ha bisogno una coppia? Un uomo, una donna, due donne, due uomini, chi si ama? Di cosa ha bisogno per continuare a sentire quel brivido? Non perdere il focus, l'attenzione. Tutti noi siamo troppo nella routine della vita. È molto semplice perdere l'attenzione per ciò che reputiamo scontato eppure non lo è. L'attenzione ai dettagli è fondamentale. Mamma mia, sei saggissima. 10 anni, 11 anni quasi di relazione mi hanno insegnato tanto. Fidiamoci delle sue parole, ragazzi. Fidatevi. Sono alti, bassi, ma non si perde mai il tiro se si vuole. Quindi in un modo o nell'altro sono imprescindibili le due cose. Diciamo qualcosa che lo è di più e qualcosa che... In termini percentuali la stabilità ha una valenza maggiore. Credo questo. Perché? L'amore è bello se non è litigarello. No, io non sono d'accordo con questa. Poi attenzione, le vie di mezzo sono per le vie di mezzo sempre. Però un amore deve essere sereno, se si litiga in continuazione vuol dire che c'è incompatibilità. No, l'amore non basta, ecco. Ma
Ma se si dovesse avere in una coppia, secondo te, tanta stabilità, ma la passione, cosa fare per rimediare? Magari per far accendere quella fiamma, sai? Ne abbiamo di bisogno, se no... Sì, si potrebbero provare delle esperienze nuove sicuramente in coppia, comunque dei percorsi, anche spoiler, dico magari ogni tanto andare dallo psicologo non farebbe male a nessuno, sia singoli che in relazione. Quello potrebbe aiutare se c'è un affetto, una stabilità dietro. Se partiamo già da una relazione che non ha passione, allora non riesce neanche a svilupparsi, ecco. Quello sì. Amici di Playa Bonita, si sa, in estate la movida è alla base delle uscite, ma la domanda che nasce spontanea è: dopo le serate, che si fa? Dove si va? Si fa ancora il bagno a mare? Il bagno quello dell'alba? Insomma, andiamo a chiederlo. 3, 2, 1... Playa Bonita! Quando mi amerò. Per quando mi oderà. Ragazzi, si canta, si balla in estate, ma dopo che si fa? Dopo serata? Io onestamente me ne vado a letto. Proprio, non si mangia, non si va in spiaggia? Zero. Zero? Quindi a letto. Orario per andare a letto? Ma dipende, anche le 6, 6 e mezza. Ma che si fa il dopo serata? Cioè, come si organizza un dopo serata? Dopo che siamo qua, si va a mangiare. Si va a mangiare? Certo. Ma dove si mangia? Al Mac, dal paninaro. Quindi non si va sotto casa. Non si va da sport e si porta da qualche parte? No, se c'è qualcosa aperto lì, se no si mangia in qualche piazzetta tutti insieme. Quindi 6 e mezza, voglio dire, è andare a letto prolungato. Certo. Che fai? Non te la godi l'alba, torni. Ti guardi l'alba, ti metti fuori, un caffettino, perché giustamente non è che ti puoi mettere a dormire poi alle 6 e mezza. Il caffettino. Per dire. E poi si va a letto? No. No. Si fa altro. 48 ore addosso, mi vedi? Giusto, 48 ore che sei sveglio. Ore addosso, sì. Fantastico. Non si vede. Non si vede, sei fantastica, cioè freschissima. Ragazzi, ma dopo la serata che si fa? Si va a dormire, dai, fidanzati. Allora io fidanzato vado a dormire, lui single, speriamo che vada. Allora, se io trovo qualcuno, ben venga e passo bene la serata, altrimenti che babbaro 5 euro, si mangia e poi tutta nanna. Con il Ciccio Gamer sottofondo mentre si dona. Ciccio Gamer! Che si fa dopo serata? Si schimica a merda, fortissimo, si mangia tantissimo. Si mangia dolce o salato? Salato, tutta la vita, per sempre. Si schimica. E per forza che fa? Dopo serata hai ballato, hai fumato tante sigarette, hai fatto tante cose, hai bevuto, non mangi dopo. Assolutamente. Quindi, ma si mangia ovunque capiti oppure tipo si portano le cose da qualche parte? Baro o paninaro, per forza. Se no ti cucini qualcosa improvviso, pazzesco. Una ragazza poco fa mi ha detto si schimica. Anche con un kebab, con tutto. Oppure si schimica con quello che si trova a casa, tutto in friggitrice all'aria, metti e fai friggere. E si svuota il frigo. Esattamente. Ragazzi, la fame è fame. Magari c'è la pizza che ti lascia, tuo fratello, qualcuno e tu te la mangi. La pasta il giorno prima è è buona. buona. Di notte e tu prendi e ti mangi tutto quello che hanno lasciato gli altri. Gli avanzi non si lasciano a quell'ora. Niente, non si lascia Non si niente. spreca nulla. Perché con la fame non capisci più niente. Giusto. La spaghettata prima dell'alba. Stupenda. Dopo 48 ore che sei sveglia. Bellissima. Fantastico. Allora, Vedere gli unicorni. gli unicorni, vediamo gli unicorni, meraviglioso. Allora, unicorni, vi avvicinatevi. Un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao. Ciao. Vabbè ragazzi, abbiamo capito che, voglio dire, questa sera sarà una serata impegnativa per voi. Sì, molto impegnativa. Speriamo di sì perché ne ho voglia. Oh. Rifacciamo quello che abbiamo fatto prima, però con Playa Bonita. Pronti? 3, 2, 1. Playa Bonita. Come vuol dire? Playa Bonita. Playa Bonita! Andiamo! Allora ragazzi, vi fate un saluto agli amici di Playa Bonita. Ciao Playa Bonita!
Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online in pochi e semplici passaggi. Vediamo chi supera la prova. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Ok, Ok. va bene, Ma va benissimo. assolutamente. Come ti chiami? Abbiamo già iniziato. È iniziato. Grazie. Grazie al tuo nome. Certo, Grazie. assolutamente. Come ti chiami? Te l'ho appena detto. Grazie. Allora l'ho sentito bene. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non devi dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Va bene. Come ti chiami? Silvia. Silvia. Basta. Se vuoi sapere il cognome, Sei bronzata. ci sono nata. Bravissimo. Fai qua, balli. Mi hanno obbligato a venire qua. Non volevi venire, Effettivamente. volevi stare a casa a Assolutamente. guardare la TV? Assolutamente. Assolutamente. Quanti anni hai? Assolutamente. 24. 20. 20. Vero? 20? 20. 24 meno 4 ho detto. Flazio Domains è un'applicazione di Flazio che ti permette di creare il tuo dominio online. In 1 minuto e mezzo non dire sì e no e vinci un abbonamento con Flazio Domains, va bene? Ok. Abbiamo iniziato, sei pronto? Prontissimo. Come ti chiami? Salvatore. Coca-Cola? Jäger Bomb. Cos'è? Un cocktail. Buono? Buonissimo. 10 euro. 8 euro. Quindi di meno. Assolutamente, Ne caro. prenderai un altro. Assolutamente, caro. Non ti parare il culo. Da 24 meno 4 fa 20? Mi hai detto che sono più grande, scusami. Io ho detto un numero a caso. Ho 20 anni, tranquillo. È un numero arabo secondo te? Il 24? Non penso. Italiano? Francese no? Solo arabo? Italiano? Tu sei italiana? Sono nata in Italia. Stai ballando? Allora sì. Adesso. Cazzo. No. Quindi quanto spenderai oggi? Oggi spenderò i milioni anche perché pago pure per la mia zita. Quindi spendi tanto per la tua zita? Spendo tantissimo per Lei? la mia zita. Quella donna lì, alla tua sinistra. Alla mia sinistra? Esattamente alla tua sinistra. Quindi tu? La donna alla tua sinistra non sono io, sono non sei tu. la donna alla tua estrema sinistra. Alla mia destra allora? Alla tua destra? Alla tua sinistra? Esattamente. Ma sei nata così abbronzata? Sono nata al cioccolato. Ti piace? Fondente? Ovvio. Al latte meglio. No, meglio il cioccolato al latte. Però hai perso. Ah, vaffanculo ragazzi, vaffanculo. Salutiamo Playa Bonita. Dove vai? Dove vai? Ottimo. Anzi, grande. Salutiamo Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. Salutiamo Playa Bonita. Ciao ragazzi. Cosa fai nella vita? Lavori? Suono, produco, produzione Produci? musicale. Produco Cosa? e canto. Canti? Produco, canto. Cantare? So anche cantare. Bravo sei. Ho tante abilità, sì, non sono modesto, non posso. Ho detto sì! Però bravo ragazzi, bravo ma ha perso. Salutiamo Playa Bonita. Flavia Bonito? Playa Bonita. Playa Bonita. Ciao Playa Bonita. E the winner is... Ogni serata ha un'energia diversa e ognuno di noi la vive a modo proprio. C'è il ballerino, il più timido, chi sta in disparte mentre chi è frizzante ed energico. E tu, se potessi scegliere un aggettivo per descriverti in discoteca, quale sarebbe e perché? Che aggettivo utilizzerebbe per se stessa, qualora potesse, in questo caso glielo sto chiedendo io, per descriversi in discoteca? Com'è lei in discoteca? Sono un poco stravagante, però seria. Non è che uno perché in discoteca si butta, si lascia andare, no. Un aggettivo per descriverti in discoteca durante una serata? Accollativa. Brava. Ma perché tu, cioè, non puoi stare là a farti i cazzi tuoi, cioè devi essere un minimo coinvolgente, conoscere le persone, cioè non puoi stare fermo lì a farti i cazzi tuoi. Ma è proprio questo il bello, no? Delle serate della movida. Chiaro, ma cioè io voglio dire, ma tu puoi startene a casa quando c'è schifo, quando c'è la sera live. Che aggettivo utilizzeresti per descriverti in serata? Spensierata. Perché? Perché sei spensierata? Come vivi le serate della movida catanese? Con leggerezza, con allegria.
Dovrebbe essere così sempre. Sì. E quelli che non lo fanno invece cosa si stanno perdendo? Cosa si perdono? Secondo me dovrebbero lasciarsi andare, essere un po' più liberi. Sì, più liberi. Quindi a lei piace essere stravagante, vestirsi bene. Certo, divertirmi, conoscere bella gente. Io stasera sto conoscendo lei. Nei limiti. Perché al giorno d'oggi dobbiamo stare attenti. Infatti. Un aggettivo per descriverti durante le serate. Non lo so, pazza, stravagante, non lo so. Perché? Perché pazza e stravagante? Non lo so, mi piace divertirmi, cioè per me a ballare ci vado per sfogarmi, per divertirmi, stare con gli amici, fare anche nuove conoscenze, cioè una cosa bella. Giusto, giusto, perché no? E che musica ti piace ballare? Caraibica, rap, cioè, ma anche questo genere, anche dal sgolarmi come canzoni tipo A tagliarsi le vene, se si può dire. Ma questa come la balleresti? Questa? Ma che consiglio ti senti di dare a tutte quelle persone che invece non sono accollative, che l'amico vestiti, va, tra 20 minuti ti vengo a prendere e andiamo a ballare? No, sono stanco. Lisci, no, l'estate è adesso, mica ad agosto, è ora l'estate, carucci. Ma la cosa più strana che le è successa in discoteca? Vabbè, conoscere persone. Ma persone strane? Vabbè, anche. Che è capitato? Stiamo attenti. Un saluto a Playa Bonita. Saluto. Grazie. Un saluto a Playa Bonita. Ciao. Aurorina. Ad agosto no? No, ad agosto già è andato. Un saluto a Playa Bonita e a tutti gli amici accollativi. Certo, ciao Carucci. Come si balla così? Sì. Perfetto, siamo pazzi. Pazzi, siamo tutti pazzi. E se no una si annoia. Che dobbiamo fare? Pazzi, ci divertiamo, sorridiamo e ci godiamo la vita. Questo è l'importante. Ora andiamo a ballare, va. Andiamo insieme. Andiamo, va. L'estate vola via veloce e a volte lascia addosso una dolce nostalgia. Oggi abbiamo parlato di paure, di incertezze per il futuro, di quel senso di vuoto che fa parte del gioco. Grazie per la vostra sincerità. Playa Bonita vi aspetta, come sempre, alla prossima puntata.